sala B di Via Asiago in Roma. Viva Radio 2! Il grande varietà radiofonico. Fiorello e Baldini. Eccoci, buongiorno. Oggi c'è un'aria, Sì. non so, oggi è fulminata qualche lampadina, Vero, perché c'è buio, siamo bui, tristi, Sì, il allupacchionati. tempo è brutto fuori, veramente brutto. Ma è novembre finalmente, piove, poi c'è il sole, poi piove, poi c'è caldo, però c'è sempre caldo, 18 gradi a Roma, ragazzi, è una Tacci cosa sua. incredibile, incredibile. Cosa? No, dico tacci sua, Tacci che ancora tacci sua, incredibile. Sì. Ah, Totti dichiara oggi in un'intervista, l'ho letta pure io, ho fatto l'amore per la prima volta a 12 anni. Ilari replica, me lo ricordo, mi veniva a prendere tutti i giorni all'asilo. Vabbè, salutiamo Francesco e Ilari, che tra l'altro sai che aspetta un altro bimbo. un'altra mezzala. Un'altra sì. mezzala, no, Sì. vabbè, lei vuole la femmina, lui vuole il maschio. Allora, abbiamo altre sì, c'è questa, sai, Cesa? Sì, Cesa, dell'UDC, sì. Sì, tra l'altro ha parlato malissimo di noi. Ah, sì? Sì, Cesa. Che posso dire? Mi dispiace, dottor Cesa. No, ha dichiarato nel corteo del centrodestra del 2 dicembre l'UDC non ci sarà. Ah. Così eviteremo casini in piazza. Certo. Forza Cesa, ora dica, che brutta battuta. E lui disse, Cesa, no, che noi avevamo fatto la battuta quella delle sigarette del Papa. Sì, no? era lui ricordi? che disse? Sì, ma poi non era come la dicevano loro e come la scrivevano loro, perché una battuta, forse non pochi capiscono, no? Che una battuta non è quello che si scrive, no? Bisogna poi come la si dice, con i tempi che si usano, perché le battute delle volte si leggono e non fanno ridere. Le dici e fanno ridere. È vero. Loro fanno i politici, noi facciamo un altro mestiere, vedi? Non dico neanche i comici, noi facciamo un altro mestiere, ognuno deve fare il suo. Noi qualcosa sappiamo fare, abbiamo dimostrato, qualche politico invece ha dimostrato di non saper fare il proprio mestiere e ci sono le prove evidenti, no? Perché se le cose non vanno, se tutti si lamentano, vuol dire che qualcosa non funziona, i tassisti si lamentano, e gli avvocati si lamentano, e quelli si lamentano, e i carabinieri si lamentano, i poliziotti scendono in piazza. Loro con i manganelli o senza? Tutti armati scendono in piazza. Scendono loro? Sì, adesso ci sono i manifestanti soliti che fanno servizio d'ordine. Sono loro, sì. Che fanno i cordoni. Già vi vedo come si chiama il Veneto? Ah sì, il capo dei disubbidienti, Casarin, che fa servizio d'ordine, ma da qui non si passa! E i poliziotti, Prodi a casa. Lo diciamo noi. No, il diavolo veste Prodi, ragazzi. Sì, esatto, questo è un nuovo film. Il diavolo veste Prodi. Attenzione, Cesa dichiara. Sì. Cesa dichiara basta con le facili battute su Casini. Gli ho suggerito di andare all'anagrafe a cambiare nome. Non si chiamerà più Pier Ferdinando Casini, ma Giuseppe Casini. Signori, sono arrivati in questo momento tra il pubblico, non sono neanche come ospiti, l'arbitro Tombolini. E poi attenzione, con la maglia del Palermo, tra l'altro. Uno dei campioni del mondo dell'82, un uomo dal pelo fulvio, Collovati. Ecco. Ciao Fulvio, microfono, vai, 1x2. Ciao Fulvio, ciao Tombolini. Come mai da queste parti? Non lo sapevo, ho visto solo la sedia riservato a Collovati e ho detto come mai è riservato a Tombolini. Innanzitutto è un piacere essere qua, ma poi ieri sera abbiamo fatto la trasmissione sulla Champions. Quando? Ieri sera non vi ho visto. Stasera chi è che gioca, Fiorello? Gioca l'Inter. Allora? Contro chi gioca? Non lo sai? Lo Sporting. Vabbè, lo Sporting di Montecarlo ci sono stato un sacco di volte, sono 4 scarsi. Vinceremo?
partita facile. Il risultato dovrebbe essere. Se non vinci non ti qualifichi. No. Senti, per chi tifi Tombolini? Da arbitro ce lo puoi dire adesso, da ex arbitro, ora sì. Un po' di suspense, allunghiamola. Dopo che Collina ha detto che era della Lazio. Non lo dire, no, dire perché sennò ti spuntare. No, ma perché ti spuntare? Scusa, non lo dire che ti spuntare, per chi, che squadra, per chi ti dai. No, vorrei fare ancora un po' di moviola per un altro mesetto. Perché ma lo sai perché? Se no vanno a rivedere tutte le partite che posso dire una cosa? Ecco perché, se no poi vanno a vedere. Comunque io lo so che squadra, adesso ve lo dico. Guarda la maglia. Guarda, Rosanero del Palermo. Fulvio, tu invece non ti posso chiedere qual è la squadra che ti è rimasta nel cuore? La girate tutte. Tu c'hai la Roma. C'hai Milan, Inter e poi Genoa, faccio il tifo per il Genoa. Ecco, vedi, ha detto fa il tifo per il Genoa, ha preso quello un po' meno, nel senso, tu sei di Genova, no? No, io sono originario di Udine. Ma dai, ma pensate. Come mia mamma è di Udine. Sì, di sotto. Ma non è vero. Non ci credo. Di sotto. Ma ragazzi, io ancora mi ricordo con Lovati c'aveva dei capelli ricci, ti sono rimasti i capelli, tutti, però sono più ricci. Ma mi sono rimasto. Quando colpiva di testa spariva il pallone. Niente, non lo trovavano più, Mariccioli, ma incredibile. Quando si faceva la doccia per evitare, per finire, cioè per fare prima, funzionava così al tempo, me l'ha raccontato lui. Lui arrivava, era l'unico che si faceva la doccia, poi usciva dalla doccia da solo, si sgrullava e faceva la doccia a tutti gli altri, così si risparmiava tempo. Come il mio cane. Ce l'hai un cane? Un bastardino, sì. Ah sì? Tu invece Tombolini? Due cani. Che razza? Bovaro delle Fiandre. Un bovaro. È un cane peloso. Che cane è? Un bovaro delle Fiandre. Cos'è? Due bovari. Veramente? Sì, ma che cane è il bovaro delle Fiandre? È un cane da guardia. È da guardia? Ce l'hai a casa? Da guardia, sì, I ladri sono avvisati, a casa Tombolini c'è un bovaro delle Fiandre. Sputa in casa, fai rutti, tutto. Le Fiandre dove sono? Le Fiandre, l'ignoranza. Parla. Paesi Bassi, in Belgio. Infatti quando abbaia fa Paesi Bassi. Paesi Bassi, però il bovaro è grande. Che colore è il cane? Nero. Bovaro Terranova, somiglia a Terranova? Sì, più o meno, però sono un po' più cattivi. Terranova è più... Quanto mangia al giorno? Ma poco, perché mangia solo le crocchette, quindi... Cosa mangia? Le crocchette. Ma che cane è? Bovaro delle Fiandre e mangia le crocchette. Fagli Scusa, il mio è un po' più rustico, mangia il pollo, è un po' più... Il pollo, vedi, alla diavola. Il mio i 4 salti in padella. Va bene, qui non finiamo più. No, parliamo di cani, perché? È bello, mi piace. Bello, anche a me, anche io ho animali. Parliamo di cani, tu ne hai? 3 gatti. Io 3. Signori, c'ho la foto del bovaro delle Fiandre. Fammi vedere. Eccolo qua. Assomiglia a Maurizio Mosca. Ma cos'è? Allora amici, per chi c'ha internet vada a vedere bovarodellefiandre.it e c'è una bestia di cane con Tombolini sotto. Ma c'è anche nel mio sito la foto del mio cane che si chiama Leon. Il sito? Leon si chiama. Diciamo il sito www.danieletombolini.com. Non poteva non c'è pubblicità. Sei sposato, vero Daniele? Sì. Peccato. Perché? No, perché sei uno che piace, George Clooney degli altri, certo. Fulvio è sposato, lo sappiamo, Caterina che salutiamo da tanto. Quanto tempo è che stai con tua moglie? Il 7 dicembre faccio 25 anni. Che bello, 25 anni, sempre insieme. Tu invece Daniele? E anch'io sono sposato a 21 anni, sempre la stessa ma c'è moglie. la crisi del 22esimo anno. No, dai, passato. Ma scherzo. C'è una notizia, Moggi dichiara. Sì. Attenzione. Aia. Dura, Ricordo ancora quella volta che Tombolini mi chiuse nello spogliatoio e mi dava le crocchette. Che ridere! Va bene, abbiamo fatto un inizio oggi con Fulvio Collovati e Daniele Tombolini, inizio particolare, schioppetante qui a Viva Radio 2 e adesso è l'ora del bovaro delle Fiandre che suona. Del bovaro musicista, eccolo lì, Enrico. Non c'è bisogno, Enrico Cremonesi. 1, 2, 3. Mascellone.
bello. Come Neck. Scritto Knack. Vero, erano i Neck. Io pensavo Neck. Come hai fatto sta canzone? Laura, non me la ricordavo. Allora, finanziaria confermata. Sì. La rottamazione, attenzione, degli Zebedei degli italiani. Era una cosa che non me l'aspettavate. Va bene. Possiamo cominciare? Sì, direi di chiamare il Quirinale. Presidente, perché il presidente deve iniziare subito e aprire le danze. Tra l'altro, l'ospite che avremmo dovuto avere oggi, che non c'è poi, non è ancora arrivato. È la prima volta che un ospite arriva, doveva venire, perché gli altri solitamente arrivano dopo. Lui, l'unico ospite, doveva venire prima, all'inizio della trasmissione. Non è venuto. Incredibile, guarda. Sono cose. Cosa ridi, Bovaro? Delle Fiandre, Bovaro del Giambellino. No, della Bovisa. Della Bovisa. Bovaro della Bovisa. È vero. Salutiamo gli amici della Bovisa. E ci colleghiamo col centro di Piana. Signori, mica Nespole, il primo cittadino si collega con noi. Sentiamo se c'è. Centralino Quirinale, buongiorno. Sì. Buongiorno. Ringrazio molto per avermi definito il primo cittadino della Repubblica Italiana. Non ci riferivamo a lei, ma a un'altra persona molto più importante, più conosciuta e più amata di lei. Le viene in mente qualcuno, ad esempio? Scusi, ma che c'entra Totti adesso? Ma che Totti? Ma è il Presidente della Repubblica. Giorgetto. Sì, ce lo passa, per favore. Un attimo che vedo se c'è, un attimo. Sentiamo. Che t'ho detto, per caso le fa partire la musica? È un attimo. Lo chiama. Sentiamo, Giorgetto! A casa siamo. Guardi, purtroppo vi devo mettere un attimo in attesa. Vabbè, ecco la musichetta dell'attesa. Siete in linea con il nuovo Quirinale napolitano. Bene, sentiamo. Se desiderate la frittata di maccheroni bianca, rossa e verde, besciamella, pomodoro e pesto, digitare 1. No, grazie. Se desiderate cicciobello corazziere, l'unico bambolotto alto 2,10 metri, digitare 2. No, neanche questo, grazie. Se desiderate il panettone senato con i canditi nei seggi del centro-destra e l'uvetta nei seggi del centro-sinistra, digitare 3. Volevamo solo parlare con il Presidente, se possibile. Un attimo che glielo passo, è arrivato Momo. Grazie. Sentiamo. Cara paesana e cara paesana. È lui. Sono appena asciutto uscito da una riunione col sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolina. Sì, lo sappiamo che ci sono dei problemi là. Ultimamente è stata contestata. Vabbè, succede. Dicono che Rosa Russo Iervolino non ha fatto niente, né come Iervolino, né come Rosa e neanche come Russo. Ho capito. Mango nu col bacco una volta. Meno male che ha avuto una grande idea per risolvere il problema. Questa è una bellissima notizia, ci può spiegare qualcosa in più? Insieme abbiamo risolto il problema del mezzogiorno. Come? Da Napoli in giù si venderanno orologi con le lancette fino alle 11. Ecco, perfetto, siamo contenti, almeno un problema l'ha risolto. Presidente, vuol mandare un messaggio agli italiani? Ne tengo uno fresco. Sì. Arrivato proprio con il vino di Gragnano per il pranzo. Vabbè, sentiamo. Care paesane e care paesane, se innamorate me, ma sienteme, chi toffa fa. E torna nata volta, braccia chillulla. Se innamorate me, ma sienteme, non c'è pensare. E torna una volta a Duchillo là, Presidente, dai. Conoscete già il mio discorso? Certo. E allora vi saluto. Viva l'Italia, viva la Costituzione, Forza Napoli, viva i bovari delle Fiandre. Anche lei, Presidente. E tutta la corsa. Grazie, Presidente Napolitano.
Abbiamo una canzone da mettere. Finalmente. Una canzone nuova arrivataci fresca in questa giornata. È proprio un amico di Baldini, addirittura colui che ti fa gli esami, le analisi del Fabio sangue. Tettoni, si chiama Tettoni, pensa che cognome, pensa alla moglie. La sorella. Non so la se signora Tettoni, non si può sentire. Ma esiste? La signora non Tettoni? Lo so io. È sposato lui? No, non lo La signora Franca in Tettoni? Certo. Non lo so, però mi informo. Che bella, pensa a scuola. Tettoni, presente. Vabbè. Allora, la canzone come si intitola? Mero, che non vuol dire una cippa. Il mero è una specie di gioco di parole. Questa canzone secondo me potrebbe piacere a Umberto Eco, perché è tutto un gioco di Mara, Mero, Miro, Muro, Mera. È interessante come pezzo, è da seguire il testo. È bella sta musichetta che abbiamo sotto. Questa, ricordiamo che queste musichette servono a Enrico Cremonesi per fargli guadagnare i soldi della SIAE. Del mutuo anche, perché deve pagare il mutuo. Perché più sottofondi ci sono, sapete la storia dei sottofondi, no? Quando voi in un programma televisivo sentite una musichetta bassissima che si sente di sottofondo, c'è qualcuno che l'ha scritta, c'è qualcuno che prende un sacco di fresca, perché va in onda tutti i giorni e mette la stessa voce, i sottofondini. Sai, stavo leggendo qual è uno degli uomini più ricchi d'Italia, quello che ha fatto quella del tempo. È vero. La sigla, perché va in onda tutti i giorni e le SIAE paga dell'Onda Verde anche. Chi ha scritto l'Onda Verde guadagna circa $1 miliardo l'anno. Ce lo vedi Beethoven? Oggi faccio l'Onda Verde. Brutto tempo. Pensa quanta SIAE. Vabbè, beata a loro. Attenzione, ma il bovaro delle Fiandre di Tombolini purtroppo è accusato di pitbullismo. Perché va gli altri cani, va con gli altri cani, gli fa poi lui è belga, capito? C'ha sta modo di abbaiare, poi se mangia le crocchette. Guarda, secondo me il cane tuo c'ha qualche problema. Allora, siamo pronti? Eccolo qua, il mero Fabio Tettoni. Sembra una canzone d'amore all'inizio. Sembra d'amore? Invece poi le mura del castello dove nella fantasia immaginavo Mara mentre raccoglieva amore, per farne crostatine con ricetta di zia Mary, per farne dei dolcetti da donarmi con amore. Ma appena risvegliato ho visto solamente il muro che dalla mia finestra non ti fa ammirare il mare, e quando sono uscito ho visto Mara senza il moro e l'ho ammirata subito, ma ha detto attento Mero. Mera soddisfazione sognare Mara con le more, se mio cugino è Nemarò, la sua mamma è zia Marie, che c'entra Mero detto lì. Ma Mero a me mi piace, ma Mero a me mi piace, ma Mero a me mi piace, ma Mero a me mi piace. Col moro non si scherza, figuriamoci con Mara. Che strano ieri al mare, che miraggio dietro al muro, con Mara senza il moro che tirava dritto al cuore. Che mira questa Mara ieri al muro, che quasi moro. C'è Marino, Mero, muro. Guarda. Il mare che piacere. È nuova questa, Sì. E il mare invece pure. Sembra che metta in moto una Vespa. Il moro può far male. Volevamo ricordare ai radioascoltatori che mentre va la canzone del signor Tettoni c'è Marino, il nostro amico, età quasi 70 e passa, che sta ballando da solo su un piede solo, roteando le braccia. Eccolo la parte. Dai. Eccolo là, è andato. Ecco, qui ci sarebbe voluta la TV. Fabio Tettoni, grazie. Bene, grazie. Allora, andiamo avanti con la nostra trasmissione, ma Cremonesi. Dimmi. Facci qualcosa, è da tanto che non canti. Sì, è vero. Tutti chiedono perché non fate cantare Cremonesi. Con la sua bella voce con la sua calda. bella voce. Sì. Fai qualcosa, un pezzo dei Bee Gees, ad esempio. Sì, dai.
Fai un pezzo dei Bee Gees. Tu che c'hai questa voce così? Dillo, vuoi il testo? Vuoi un testo? Allora, quale testo vuoi? Dimmi, che testo vuoi? Dimmi le parole. How deep is your love? Certo, tenorile proprio. How deep is your love? Baritonale. Sì, consegnato, signori. Ecco. Enrico Cremonesi ci canterà un pezzettino, giusto 10 secondi e poi basta. The How deep is your love? No, canta tutto quello che vuoi perché il pubblico ti ama, soprattutto il pubblico femminile che ci ascolta. No, quello maschile. Soprattutto anche i cani, i bovari delle Fiandre amano questo tipo di musica. Anche perché pensano sia uno di loro, capito? Dunque. Scusa, Tombolini, ma te l'hanno regalato il cane, il bovaro, o se l'hai cercato? Sei andato fin nelle Fiandre. Sei andato dove? Dove l'hai preso? A Padova. C'è un unico allevamento a Padova. Bene, allora chiunque volesse dei bovari delle Fiandre può andare a Padova e cercarli. Posso dire il nome? No. Sì. Si chiama Silvia Zabai. Zabau, si chiama Zabau. Zabai. Silvia Zabai, andate sul sito di Silvia Zabai, www.silviazabau. No, allevamento della Silfa. Mia, sei tutto strano però. Silfa Zabai. Va bene. Però è un cane che non soffre di nostalgia. Quando ti puoi allontanare per 5-6 giorni, lui sta da solo. Frega niente. Gli lasci le crocchette. Esatto, telecomando. Le crocchettine. Fai 4 cosette. No, è che è un duro. È un duro. Infatti la notte deve stare. Però non sembra, a vederlo dalla foto, non sembra così cattivo come cane. È per quello che ti Fallo frega. incazzare. È per quello che ti frega, perché non si vede, è tutta una ricciolata, sembra Renato Zero, tutti questi capelli ricci che scendono a boccoli. Signori Cremonesi pensava che di averla scampata, invece no. Di averla scampata, invece no. Prego, signore, How deep is your love? E dopo c'è la ringa. Sì. Enrico Cremonesi. I know your eyes in the morning sun. Un po' più veloce. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, che bravo è, I wanna feel you in my arms again. When you came to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Devo sentire il coro ora. Softly near, and it's me you need to show. How deep is your love? Direttamente da Castro Caro, ecco qua i Capponcelli. I really need to learn, 'cause we're living in a world of bravo, c'è Collovati che ha preso la mano di Tombolini e stanno ballando. Sai, dopo 25 anni di matrimonio uno, Caterina, te lo volevo dire, hanno mano nella mano, si stanno guardando anche negli occhi. E hanno detto tubiamo? Grazie al nostro. Si guardava negli occhi e lui Fulvio diceva: mi ricordo quella volta che mi ammonischi. Sì, è vero. Scherziamo perché quello ha detto ma di che? Perché di Udine, sì, vabbè. De Udine, signori, è il momento di collegarci con il tribunale, con la giustizia, perché la giustizia che qui si parla, la sede penale qua. Sta per arrivare l'imputato, che ormai ha più capi di imputazione lui. Dove vai? Eccolo, l'imputato delle Fiandre, eccolo qua. Le incredibili arringhe dell'avvocato Messina. Sentiamo. Signor giudice, signori della corte, imputato, guardi avanti. Vabbè. Non riesco nemmeno a trovare il fiato per dover difendere un uomo che è palesemente innocente. Guarda qua, sei distratto oggi come imputato. L'accusa a quest'uomo è un'offesa a lui. Non capisco perché lei abbia dato le martellate quando c'era silenzio perfetto. Perché l'ho detto io. Ma volevo vedere se. Ora ci vuole una martellata di silenzio. Dicevo, l'accusa a quest'uomo è un'offesa a lui, al suo difensore, cioè a me, e alla giustizia tutta. Avvocato, il suo cliente ha sparato in strada da una finestra, uccidendo 3 uomini e ferendo un automobilista. Signor giudici, i dettagli li analizziamo dopo. Sì, certo. Che sia. Adesso andiamo nella sostanza e chiediamoci perché? Per che cosa?
Perché cosa? Lei che cosa c'entra ora nella faccenda? Qui è una questione tra me, che sono il difensore, tra l'imputato, che è l'imputato, e il signor giudice. Quindi lei è un esterno alla vicenda. Gli si è affogato il martello, gli si è affogato. Ve lo dico io perché? Perché era felice. Quel giorno infatti sua moglie ha dato alla luce un bel pupone di 3 kg, 2,50. Primo erede maschio, che come il padre ti farà Roma. Come già prima suo nonno, il suo bisnonno e i suoi trisavoli, e ha espresso tutta la sua felicità con qualche botto, come si dice, un'esplosione di felicità. Avvocato, l'imputato ha sparato con un fucile di precisione e le 3 vittime erano 3 testimoni di un precedente omicidio dal quale il suo assistito è stato assolto per insufficienza di prove. Signor giudice, signor giudice, non andiamo ora a rivangare storie vecchie di un lontano passato che non ci riguardano. Perché secondo voi ci riguardano queste storie? Se noi oggi condanniamo quest'uomo, che dire allora di questi che abbandonano i bovari delle Fiandre nelle autostrade? Che li legano ai guardrail vestiti da arbitro addirittura, senza dargli una crocchetta manca a morire. Che dire se condanniamo quest'uomo colpevole, lo riteniamo colpevole, che dire di questi che sbagliano i segni a briscola? Quelli sono. O di questi che fanno le imitazioni del segretario personale del Papa. Questi sì che andrebbero messi in galera, andrebbero messi. Ma ora veniamo all'unica vera vittima di tutta questa vicenda. Qual è? L'automobilista ferito, uno almeno c'è. il quale, non essendo morto, non si può definire vittima. No. Quindi l'intero impianto accusatorio crolla miseramente. Tra l'altro è ancora da stabilire se il ferimento è ad opera del mio cliente oppure dei 3 che hanno risposto al fuoco. E qua scatta il primo interrogativo, il signor giudice. Sentiamo. Chi? Dico chi ha iniziato a sparare per primo. È nato prima l'uovo o la gallina? La rana o il girino? La mucca o il vitello? Il bovaro o le fiandre? E così via. Mi sembra chiara la metafora. Mi sembra chiara. Mi sembra chiaro o no? No, però ma non lo sappiamo. Non lo sappiamo. E non lo sapremo allora, mai. Che da fare? Che siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele? Chi siamo noi per dire chi è Smith e chi è Wesson? Chi siamo noi per dire qual è il cognome di Solange? Silenzio. Ma vi ricordate voi il film Un giorno di ordinaria follia? Come no? Ve lo ricordate? Dimenticato, che ho sbagliato sempre. Ma ora l'ultima considerazione e poi mi rimetto al giudizio del signor giudice. I 3 hanno risposto al fuoco brandendo. E attenzione a questo verbo, brandendo delle pistole. Io brando, tu brandi, egli branda. Bravo. Noi brandiamo. E allora, vostro onore, che devo fare? Qual è la morale di tutta questa storia? Che se un uomo col fucile incontra un uomo con la pistola, l'uomo con la pistola è un uomo morto. E questi erano pure in 3, quindi pensate alla precisione del mio cliente. E questa, e concludo, è la prova che il mio cliente è innocente, perché una persona precisa non può per natura essere un malvivente. Per cui, signori, sicuro, grazie, silenzio, sicuro il suo verdetto favorevole, attendiamo sereni il vostro giudizio.
visti gli articoli 512, 722 e 456 del codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo? Ti è andata bene! Ma che mi è andata bene? Ti è andata bene perché ti poteva andare peggio dall'ergastolo. Non si sono accorti che l'automobilista ferito era il giudice del tuo processo per omicidio. Eccolo qua. Vabbè. Signori, adesso abbiamo una radiopromozione. Dopo la radiopromozione, signori, il disco che stiamo lanciando in questi giorni, un pezzo dei Camaleoni che abbiamo scoperto ieri, ci è stato consegnato in un ristorante, è qualcosa di eccezionale, di fenomenale, che sta prendendo piede addirittura già da ieri. Pensate, gente che lo cerca su internet perché è meraviglioso, quindi la pubblicità che mettiamo con grande gioia. Sì, proprio. È il bovaro. Certo, delle fionde. Sì. E poi dopo torneremo. Qualità e stile made in Italy. Nero Giardini firma scarpe e accessori di successo, frutto di una tradizione tutta italiana. Protagonisti dell'inverno Nero Giardini sono gli stivali, grintosi e moderni, in tantissimi modelli per uomo e donna, urban chic, cavallerizzi, camperos, texani e gli intramontabili anfibi e biker. E in più, tante proposte di borse e cinture, tutti realizzati solo con pellami naturali. Nero Giardini, tutta la sicurezza di un marchio italiano con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Scegli Nero Giardini, scegli il vero made in Italy. Rieccoci. C'è una notizia che è arrivata. Sì, purtroppo il Vaticano valuta il sì al profilattico. Sapete che c'è questa cosa in Africa. Il profilattico all'unica condizione che sia bucato. Okay. Lo so. Sapete che sta cosa del bullismo nelle scuole è molto preoccupante, devo dire molto preoccupante, perché quando vediamo quelle immagini, no, che si vedono, hanno fatto vedere tutti i telegiornali dei ragazzini che veramente tirano le carte in faccia al professore. Io però delle volte veramente dico, ma professore, pure lui il professore, cioè fossi stato io il professore, io mi sarei alzato, quanti siete? 4, 5 ragazzini, ma gli avrei tirato la cattedra in testa, so che non si risponde alla violenza, ma io però un ragazzino di 15 anni, 13 anni mi tira una carta a me in testa, ma io te magno la... Ma poi i pirla si filmano anche. No, ma io posso capire, sì, per il professore, ma lì il professore immediatamente deve uscire fuori, deve chiamare i carabinieri, devi far arrestare loro, i genitori, perché è veramente assurdo. Tu ne facevi atti di bullismo? No, io giocavo in classe, c'era un mini ippodromo. È diverso il bullismo, perché non voglio dire che noi eravamo bravi, perché noi a scuola ne facevamo di tutti i colori, però facevamo delle cose, ad esempio una volta un professore mi buttò fuori perché parlavo, sai, ti buttavano fuori solo il fatto che tu chiacchieravi col compagno di Fiorello, che poi in classe mia era Passanisi, silenzio, Trigilio, vogliamo stare in silenzio, Fiorello fuori, subito alla prima, dico, ma scusa, c'era manco la munizione, a quello silenzio, che a me fuori, mi buttavano fuori, una volta mi buttarono fuori, non sapevo come passare quest'ora, sai come la passai? Trovai tutti quelli che erano buttati fuori in quello stesso momento, ho avuto un'idea, niente, prendemmo tutti, non lo dico. No, non lo posso dire perché magari do l'idea e domani entrammo tutti i motorini parcheggiati fuori dentro la scuola, dentro i bagni, ovunque. Ma quindi sono goliardate. Capito? Io invece scrissi sul muro il nome del preside, proprio sai, con la bomboletta, fu Demeo Babbeo. Dietro mi sono sentito picchiare, Demeo è staccato, era il preside, sospeso per 20 giorni. Ma quello non è bullismo, no, è essere pirla, perché poi essere pirla. Però capito, quando comincia la violenza, gli tirano le penne, la carta, guarda, c'è anche una notizia, io ve la leggo, perché a me mi fa rabbrividire. Vai. Allora, pensate, Berlusconi va a scuola a prendere il figlio, un bullo lo scambia per un ragazzino delle medie e lo chiude in un armadietto a cantare Heidi. Ma ti rendi conto? Queste sono notizie. Heidi, ti sorridono i monti, alzi picchia, le caprette ti fanno cribio. Incredibile.
Cosa abbiamo? Abbiamo sì una canzone. No, io avevo provato una canzone prima con Cremonese, la vogliamo fare? Sì. Così facciamo anche un bel omaggio, un bel ricordo a un grande cantautore italiano, sì. Di cui si parla sempre molto poco, che è Ivan Graziani. Ivan Graziani, grandissimo chitarrista, saluto anche la moglie e i figli. E adesso indegnamente abbiamo provato 5-6 righe, vediamo dove arriviamo. Se voi conoscete il testo aiutatemi. E dopo ho un'idea, vorrei far cantare in duetto Tombolini e Collovati. Sì. Preparate? Sì. Facciamo. Trovo io la canzone per Tombolino voi. amoroso da. No. Vai. Se la mia chitarra piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente e i giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto mi voglio ricordare. Io penso ad un barcone rovesciato al sole in un giorno in pieno agosto, le biciclette in riva al mare. Agnese mi parlava nella sabbia infuocata ed io non so perché non l'ho dimenticata. Lei mi raccontava di quello che la gente diceva del suo corpo con malizia ed allegria. Ed io che sto provando le cose che provavo ieri, non ho capito ancora se è gelosia o se sono prigioniero di questo cielo nero, di un ricordo che fa male, e se continuo a bere i miei liquori inquinati. È vero che in quei giorni non li ho dimenticati. Uscito un po' di sole da questo cielo nero, l'inverno cittadino sembra quasi uno straniero. Agnese dolce Agnese, color di cioccolata, adesso che ci penso non ti ho mai baciata. C'è una notizia? Vai. Allora, bambina fatta nascere con l'inseminazione, notizia proprio di Libero, se leggete oggi, è data, eccola qua, la facciamo vedere perché sennò noi non vogliamo che la gente credi, il pubblico in sala, che noi le notizie le inventiamo. Certo. Invece sono qui, noi apriamo il giornale con Libero, apri. Cerchiamo la pagina che è la 193. Ecco, vediamo qua, eccola qua. Guardate, leggete. Cosa c'è scritto? Il titolo è un po'. Figlia di un cane, c'è proprio scritto così. Libero, pagina 20. Dov'è la notizia? Eccola qua, vedete. È stata data in adozione a un ricco pastore tedesco. Sembra una cosa. Il pastore tedesco si chiama Gunther, e dichiara addirittura a Vanity Fair: l'abbiamo scelta io e il bovaro delle Fiandre di Tombolini. Tombolini sta dicendo: ma chi me l'ha fatto fare a venire oggi? E Collovati sta godendo come un riccio. Sì, per dire che ride Aspetta, c'è una telefonata, chi è? Quest'ora è strano, però. Ragazzi, ma quest'ora. Cioè noi Mike non può essere perché mi ha bucato, lo so. Infatti io lo so. Solitamente siamo noi che chiamiamo, c'è uno che ci chiama.
Da dove chiamano? Non si vede, non lo so. Sentiamo. Mike non può essere perché lo... Sentiamo chi è. Pronto? Pronto? Ah, ma senti. Sono il vostro presidente. Ma questa è la voce dello smemorato! Lo smemorato che torna! Lo smemorato di Cologno! Dormite? Lo so. Veramente. Smemorato, buongiorno. Allora, come state? Bene, lei è sempre smemorato. Quanto tempo non ci sentiva? Non ci sentiva. Non ci si. Lei non sono più smemorato. Ho ritrovato la memoria. Che bella notizia, bene. In verità, vi dico... Sì. Questo suona malissimo in questo periodo. L'ho ritrovata solo parzialmente, non del tutto, però mi ricordo, pensate, di chiamarmi Silvio. Ah, bene, vedi. Silvio. Senta, ma perché ha detto sono il vostro presidente? Perché sono il presidente del Consiglio, perché? No, guardi, mi dispiace, ma non può essere il premier perché si chiama Romano Prodi, allora. Aia. Qui c'è già, siamo in odore, però sento come se avesse un mancamento, qualcosa. Smemorato? Silvio? Smemorato? C'è? Ha visto? Stavo per avere un mancamento, ma ho retto al colpo. È la prova che sto guarendo. Oh, ci fa molto piacere. Senta, sto guarendo. Qual è la prima cosa che ha fatto quando ha ritrovato la memoria? Ho fatto ricontare i voti. Visto qualcosa, cioè. Sa che ho scoperto una cosa? Ho scoperto una cosa. Cioè? Mi guardi? Sì. Sono ricchissimo! Beata lei! Ma ricchissimo! Ma posso comprare tutto quello che voglio! Posso comprare case, macchine, posso comprare barche, posso comprare bovari delle Fiandre, tutto. Posso comprare uomini, addirittura uomini, è bellissimo! Come uomini? Uomini no, ma come no? Ho trovato un'agendina in cui c'era scritto che ho comprato anche un paio di senatori. Ma che dice? No, che ha ragione, non si dice, si fa, ma non si dice. Che rimanga tra noi. Scusi, lei quanto costa? Lasci perdere, meno. Facciamo così, non mi dica quanto vuole, mi dica solo su quale cavallo punta domani che le do un aiutino. Va bene, senta, cambiamo argomento. Lei pensava di essere il premier, quindi ergo che si occupi di politica. Guardi, non so. Non so, gliel'ho detto. Non l'ho ripresa del tutto la memoria. Comunque mi hanno detto che ieri ho detto basta con la politica. Oggi ho detto che invece non è vero che ieri ho detto quello che ho detto. Allora... Stavo mica rincoglionito? Speriamo di no, glielo auguro di no. Ma da che parte sta, scusi, destra o sinistra? Perché? Non c'è un centro? Beh, non ufficiale, però c'è Casini che si sta riorganizzando. Scusi, ma questa volta purtroppo non ce la faccio. E quindi torniamo, va bene, ce la faccio, quindi se non ce la faccio posso dire solo una cosa. Pronto? Grazie allo smemorato. Non ha retto, a Casini non ha retto, non ce l'ha fatta. Meraviglia! Sì, è tornato. Una meraviglia. Signori, ci siamo. È il momento di lanciare la canzone che già ieri abbiamo messo 3 volte. Sì, ieri. È vero. Tra l'altro in replica non è stata messa perché purtroppo Lolli non piaceva, la levo e l'ho levata. E noi... Però adesso la canzone si intitola, ha un titolo particolare e va detto in maniera particolare, che non è così. La canzone si intitola Andrew Mallow. Così proprio Andrew Mallow, ed è eseguita dai Camaleoni. Give it inside me. Ma non solo i Camaleoni, perché dovrebbe essere esattamente Tony Mancuso and Camaleoni. La canzone si intitola Andrew Mallow. Tormentone questa. La 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 lero, la 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 lero. Ma quando tu mi hai detto Andrew Mallow, mi son sentito di morire.
ma quando tu mi hai detto entralo, mi si è fermato il batticuore. Tony Mancuso è canadese, Quasi non mi sembra vero, devo dire un nero. Marino, non voglio che ti succeda qualcosa qua dentro. Tu che sei la mia passione, ora senza una ragione tu me lo darai, ma quando tu mi hai detto entralo, mi è rimasto senza fiato. Quando tu mi hai detto entralo, mi ho scordato del passato. Finalmente un po' di luce per un cuore senza voce, per un cuore così. Finalmente un po' di pace, questo amore si avverrà, si avverrà. Entralo, la mia tromba suona solo per te. Oh 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 oh, entralo. La mia tromba suona solo per te. Sembra un po' chitarra romana. Sì, sì. Questo mi piace. Ma quando tu mi hai detto entramelo, c'è il parlato. mi sono sentito di morire. Ma quando tu mi hai detto entramelo, mi si è fermato il batticuore. Entramelo, la mia tromba suona solo per te. Entramelo, la mia tromba suona solo per te. La la la. Camaleoni e Tony Mancuso, allora ci siamo, Sì. caro. Sì. È il momento di Fulvio Collovati e Daniele Tombolini Che canteranno. No, qualcosina, dai il microfono. Allora, no, non sto scherzando, una cosa seria. Seria, non è una cosa. Allora, cominciamo, io devo, sai, come cintura nera di karaoke, Devi avvicinarti. devo fare un'intervista. Un'intervista. Allora, comincio. Fulvio Collovati, Dimmi. campione del mondo 1982. Come fu quel viaggio, di ritorno? Con Pertini. Tu giocavi a carte? No, C'eri? Assistevi. A Zoff. No, erano in 4 che giocavano, Pertini, Zoff e Causi. Chi vinceva lì? Mi pare che abbia vinto, Pertini ha perso, ha vinto Beazzotti. Tutto vinceva. Bisogna vincere. Sì, bisogna vincere. Cioè, ma lui è vera sta cosa che metteva la marijuana nella sua pipa? Se lo dici, sai che non ci avevo mai pensato. Secondo me sì. Ci posso... Sì, che lei sta un po' così. E lui ride quando faccio Beazzotti. Ma tu sai che una volta io ho fatto uno scherzo a Paolo Rossi, quando ero a Radio DJ, mi ricordo, c'era Paolo Rossi lì. Ospite a Radio DJ. A Radio DJ io chiamai e disse Paolino, sono mister, ma cosa ci fa qui? Ma come vai? Sto facendo un po' d'erba con la pipa. Lui diventò viola, c'era Paolo Rossi e ora sto girando intorno. Quando vinceste il mondiale, ti ricordi? Quest'anno c'era all'epoca cosa si cantava? No, Notti Magiche era dopo. No, Notti Magiche era dopo, nel 90, nell'82 cosa c'è nell'82? Tu mi hai detto entramelo? Scusa, no, scusa un attimo. Chi è che denaro? No, non è denaro questo, perché tu pensi che io faccio cantare a Fulvio Collovati una cosa semplice come Gazzibo. Sì, ma I like Chopin. C'era quella lì nell'82. 83 la canzone me la ricordo. Però ti posso dire una cosa. Ma non me la fa cantare. No. Però che ne so, una canzone del sole o Vamos alla playa, sì. C'era Vamos alla playa. C'era una righiera. Allora, Tombolini. Rivivono in righiera. No!
Allora, Daniele Tombolini e Fulvio Collavati, no, riprendili che mandiamo questo pezzo alla domenica sportiva. Ma scherzo, ma no! Solo dai, il testo è facile, Quando non sapete il testo fate la. Aspetta, proviamo. Silenzio tutti, in assolo. 1, 2, 3, 4. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Bravi. Vamos a la playa, oh oh. Vamos a la playa. Per penso sendemero. Il vento Santo Mino. E Bovar delle Fiandre. Vamos a la playa, oh oh. Vamos a la playa, oh oh. Vamos a la playa, oh oh. Finale. Vamos a la playa, oh oh. Allora, perfetto, potrete vedere questo pezzo, il video, perché noi spediremo il video. Ovviamente. Collovati è disperato, è terrorizzato. Una carriera da commentatore finita subito. Ma no. No, ma lui è contento perché non c'era la Eve, capito? Vamos alla playa. Che non c'ha lui? Non c'era la Eve. La Eve. Dritto. Attenzione, il bovaro del Fiandre Tombolini ascolta la radio e aspetta il suo padrone per mettergli la museruola. Non ci credo. Vabbè, facciamo un applauso invece per lo spirito, la simpatia di due grandi personaggi dello sport. Dobbiamo fare un complimento alla pallavolo, che si sta comportando bene. Non vorrei che finisse come la femminile, cioè nel senso persa la prima, poi le stanno vincendo tutte per poi riperdere l'ultima. Invece no, questa volta salutiamo Montali, allenatore, tutta la squadra, gli facciamo questo saluto. Sono in Giappone, sbaglio? Sì, Giappone? In Giappone, sì. In Giappone, speriamo che vada bene. Voi avete qualcosa di nuovo da dirci sul calcio? Sul calcio? Sì, su qualcosa di qualche scambio, acquisti. Sul Milan? Ronaldinho al Milan? Chi? Ma dai, sicuro? Non lo so. Però se l'hai detto qualcosa di vero. Il Milan va male, i tifosi devono sognare. Qualcosa stiamo facendo. Ho detto, ma tu pensi che sia fattibile perché non mi dire che per Ronaldinho il Milan dà via Kakà? Può darsi, vero? Kakà Real Madrid. Dimmi una cosa, tu allenatore del Milan in questo momento, accetteresti lo scambio? Kakà e Ronaldinho sì. Ah sì? Sì. Io no. Sì. Io no, perché Ronaldinho è uno che insomma sì, ti fa i giochetti, cose, però uno di quantità come Kakà, come fa? Scusa, no. Un gran Kakà. È un gran Kakà. È un gran Kakà, sì. Ronaldinho sì, i numeri per lo spettacolo, la pubblicità va benissimo, però hai visto quando non è in forma è finita, ai mondiali. No, ma il calcio adesso conta molto anche la comunicazione. Vabbè, allora venissero a fare. Mentre Kakà in campo vuoi mettere? Sai, la battuta il problema è poi di Ronaldinho che lui sta sempre, purtroppo non segna mai perché il corpo è sempre in posizione regolare, i denti in fuorigioco. Quello quando vedi la linea ci vedi sempre i denti che sono avanti alla linea e lui rimane un po' dietro e quindi va bene. Abbiamo un'altra notizia. C'è la pubblicità adesso. Dove? Ancora pubblicità? Non le possiamo, ci pagano, ma ce n'è tantissime. Costiamo tantissimo. La fai sempre tu? No, queste sono altre, dai. Vabbè, sentiamo. Viva Radio 2! Legionari, vessilli, triremi, quale comandante riuscirà a lasciare il proprio segno nella storia e diventare l'imperatore? Alei Ayakta Est, il dado è tratto, l'impero è stato creato. S.P. Curisico, tutta un'altra storia. Ci scrive Marcolino da Milano. La Marco, che si dice sotto la Madonnina? Come? Una ragazza sola non ti basta? E quante ne vorresti? 2? Eppure non troppo sdolcinate. Beh ragazzi, Marco consiglia a tutti 2 così di Galbusera. Nuovissimi biscotti senza zucchero farciti con crema vaniglia. Bravo Marco! Mi sa che ci facciamo un pensierino, 2 così, biscotti con crema vaniglia senza zucchero. Galbusera, la salute è buona da mangiare. Giovane di bell'aspetto e di belle speranze, mi rivolgo a te.
cittadino del mondo con il master in tasca. Tu che sei sempre avanti e che le proteine mai coi carboidrati. Mister Lavoro Guadagno Pago Pretendo che correggi sempre tutti, compreso il tuo caffè. Corretto. Questo saluto è per te. Addio! Da oggi si cambia, con la nuova Sambuca Averna 100% anice stellato, la delicata Sambuca e agrumi e la sorprendente Sambuca e liquirizia. Averna, il gusto pieno della vita. Ed ecco Sonia da Beri, ha provato anche lei i nuovissimi Due Così e dice: signor Galbusera, mi raccomando, 1000 di queste novità. Hai ragione Sonia, sono buonissimi. Galbusera, la salute è buona da mangiare. Buongiorno, mi farebbe un prestito personale che non fa una piega? Certo, cucito in rate piccole o grandi? Da Neos Banca confezioniamo ogni giorno prestiti fino a 30.000 euro, tagliati su misura con rata allegra, in importi piccoli, medi o grandi, con prima rata dopo 6 mesi. Ordina un appuntamento da Neos al numero verde 800 300 001 sul sito neosbanca.com o sulle pagine bianche alla voce Finanziamenti Neos. Pubblicità, fogli informativi, succursali e agenzie. Offerta subordinata all'accettazione di Neos. Allora, subito auguri a Luca, il figlio del nostro Ambrogio Frigerio, che fa 2 anni. Auguri. Bimbo, auguri. Il nostro musicista, ai fiati. Auguri, invece fammi salutare, sai che stamattina siamo andati a inaugurare la casa di Andrea Tudisco, certo. Ti ricordi con Max Biaggi parlavamo di quella iniziativa molto importante, no? Di costruire questa casa dove i genitori di bambini che non stanno molto bene, che devono curarli, hanno modo di stare senza spendere anche soldi insomma di alberghi che costano. Stamattina c'era Veltroni, c'era il presidente della provincia Gasbarra, insomma c'era Max Tortora, Max Biaggi, la sua fidanzata, la Pedron. La Pedron. La Pedron, e quindi saluto. E tra l'altro mi sono lanciato, caro direttore Valsania, visto che sei qua, mi sono lanciato in una iniziativa, ho preso io proprio iniziativa, ho detto: ma se siamo venuti questi soldi, ma raccogliamoli con la radio, che è facile, no? Basta fare la storia quella dell'SMS. Sembra facile, vero? Uno dice: ora dico, se volete donare un SMS per fare una cosa così, autorizzazioni, notai, deve intervenire il Presidente della Repubblica che deve chiamare, forse anche Bush, non so chi, che deve chiamare quell'altro. Si sono messi le mani ai capelli appena ho detto sta cosa. Sembra una fesseria. Come mai? Perché se ogni trasmissione cominciasse a raccogliere soldi per le iniziative che gli sembrano giuste, ti pare che sarebbe un casino, tu dici? Bravo. Ma questa è giusta. E quindi si farà, ma col basta tempo seguire la procedura. Quello che sentite è il direttore di Viva, direttore di Viva Radio 2, anche di Viva Radio 2, ma anche di Radio 2 tutta, di Radio 3 anche, che è la radio della cultura. Lui passa dalla cultura a noi, così come niente fosse. Ogni tanto riesco a salire ad Radio 1 chi è il direttore? Vediamo. È Caprarica, Antonio Caprarica, sono colleghi, vedrai. Lo sai. Invece il direttore di tutto è Del Bosco. Del Bosco. Quando saranno i cambi del cambi? Non si cambia. Pronto? I vertici non cambiano. Pronto? Senti lei, pronto? Che cambi? Senti, i vertici invece quando cambiano della televisione, quando ogni è previsto ogni 5 anni? No, adesso la legge attuale, che è la Gasparri, prevede che il consiglio d'amministrazione cambi ogni 3 anni, ovvero ha 3 anni di durata. E siamo arrivati circa a 5, poco più di un anno. Quindi ancora 2 anni e poi. Sì. Puoi stare tranquillo. No. Si ride, si scherza, io mi diverto come un pazzo in queste cose. Scusate, c'è una notizia: il Chihuahua di Papa Resta si propone come ospite a Viva Radio 2. Certo, visto il bovaro. Senti, c'è una telefonata che non so. Sai con chi, no? No, non lo dire neanche. Sentiamo lo squillo e sentiamo chi è. Sentiamo. Non hai capito? Ah no. Pronto? Ah no, pensavo fosse Mike, Pronto? Non è Mike, chi è? Pronto? No? Pronto? Pronto? Sì. Chi è? Sono Patrick Eo. Ecco. Buongiorno. Buongiorno a voi. Quale onore. Scusate un attimo che finisco. Sì.
Che è sta roba? È il mio solito tiro da 3 punti. Ah, ecco, Sono sì. infallibile. Padre Gheorghe, buongiorno ancora, ma cosa fa? Gioca a basket? Ogni mercoledì ho la mia ora di basket. Sì. Pensi che quando ero in America ho giocato nella NBA. Ha giocato addirittura nella NBA, la National Basket Association. No. NBA. Ah. La nazionale Benedettini Americani. Ah, ho capito, sì. Senta... Scusate, posso farvi una domanda? Prego. Ma è vero che avete fatto oltre 10 milioni di ascolto in TV? Sì, è vero. Scusate se vi chiedo, e quando avete parlato di me, quanti milioni ci stavano guardando? Ma non so, penso sempre 10 milioni, credo. No, 10 milioni 137 mila per la precisione, con una percentuale del 35,7%. Posso fare una domanda? Un'altra, vabbè, ok. Vada. Quando ritornate? Beh, non lo sappiamo adesso con esattezza, padre. Allora mi preparo, perché voglio... perché voglio venire anch'io in TV e questa volta voglio fare io il picco ti ascolto. Va bene. Ho già in mente l'inizio. Qual è? Padre Georg presenta. Ah, c'è dal posto di... Sì, certo. Scusate, ma il truccatore c'è o devo portare mio? Ma no, ci sono i truccatori della Rai. Sono bravi? Sì. No, perché io voglio una bella foto nella pagina degli spettacoli. Ah, sì. La TV mi affascina. Guardo tutto, anche i telefilm. E qual è il suo telefilm preferito? Ah, ovviamente Georg e Mildred. Certo. Senta, ma è sicuro di voler far TV? Magari per lei forse sarebbe meglio il cinema. Guarda, Paltino. Paltino? Plurale, Baldini? tanti Baldini. Io sì. un film l'ho già fatto. E qual era? Lo sa come si chiamava? No. Il mio primo film. No. Papa, ho perso l'aereo. Ah, ok. Grazie a padre Gheorghe. Eccoci, di nuovo qua. Che ci deve? Se chiama lui, noi non possiamo farci niente, no? Robine leggere. Papa, ho perso l'aereo, e da bambini della quinta elementare, una cosa proprio innocua, proprio una cosetta, niente, proprio una cosa che uno dice non neanche proprio io fossi lui di fare sai quelli che ti danno lo scappellotto, lo scappellotto, con i guantoni da box, c'è bisogno di fare programmi interi programmi dedicati, tipo ieri sera, dedicati a questo argomento veramente. Proprio siamo innocui. Sai quando tutti quelli che si aggrappano all'argomento per fare cosa hanno fatto, cosa hanno detto. Poi solo per denigrarti, lo fanno solo tanto ti denigrano, l'argomento non meriterebbe proprio neanche di essere perché non è grave, se uno offendesse veramente allora dice vabbè, se uno offendesse magari che ne so la figura Dio, del Gesù Cristo, allora sì, lì mi arrabbierei pure io se sentissi uno così, ma invece quando si dice, è una figura del Vaticano, uno che gioca è anche simpatica come figura, che è uno sportivo, che bello che ci parliamo addosso. Sì, infatti. Andiamo. Diciamo tutto noi, sì, dai, non ti preoccupare. Intanto noi diciamo quello che vorremmo sentire su cose di questo genere, che sennò dovremmo dire cose gravi su altre, Senti, purtroppo, a proposito di cose gravi, hai visto tu quella notizia che è successa lì a Ciampino? Quando? Ieri, hanno telefonato all'aeroporto di Ciampino. Madonna, l'ho sentita. Io mi chiedo, adesso come si fa a fare una cosa del genere? Uno scherzo così idiota, chiamare e dire c'è una bomba dentro un aereo. Ci hanno chiamato il 115. Il 115 è stata annunciata la presenza di una bomba su un aereo, panico. Poi fortunatamente si è trattato di un falso allarme, il responsabile è stato catturato e ce l'abbiamo, pensate, al telefono. Pronto? Sono Gianni Morelli. Ti pareva? Cioè, neanche a chiederlo. Gianni. Ma quanto casino! Quanto casino per uno scherzetto. Ma sei sempre tu, Gianni, ma perché l'hai fatto? Ma dovevo prendere l'aereo, ero in ritardo, ho chiamato il Cugia, lui mi ha suggerito ogni tanto canta questo piccolo espediente, ormai si sa, sono l'eterno bastardo di Monghidoni. Senti, ma non potevi... Ascoltami un attimo. Dimmi. Posso venire ospite domani? Sì,
volentieri. Avete un buco libero lì? Sì, ce l'abbiamo un buco libero. E allora domani sono lì a presentare il mio libro. Bene, e il mio perfetto, CD. perfetto, ti aspettiamo. State attenti. Sì. Domani arrivo. Con il lanciafiamme. Senti Gianni, ma tu sei arrivato in ritardo, ma non potevi partire prima, perché eri in ritardo? Ma sai, purtroppo ho perso tempo a pestare il tassista. Cioè, una cosa ce la sei. Sì, ma non cadeva mai. Penso, ho dovuto usare una chiave inglese. Ecco, bravo. Lo sai cosa ho fatto l'altro ieri? No, ho paura. Ma lo sai cosa ho fatto? No, cosa hai fatto? No. Sì. No. No, se me lo dici, lo so. Te lo dico. Cosa hai fatto? Ho messo la trielina Sì? nel collirio di Bobby Solo. Ah, bravo, bravissimo. E poi gli ho detto, cantala adesso una lacrima. Non è mica l'idea mia. No, di chi è? Me l'ha detta Cugia. Cugia. Senti, una domanda, ma tu non fai mai niente di buono? Sì, domani sera sarà una serata di beneficenza. Oh, canti? No, gli seguo il palco. Sono un bastardo. Pensate, mi chiamano il cagnaccio rognoso in funghi d'oro. Ah, il tuo telefonino, Gianni. Rispondi. Poi, ciao Diego. Ah, è Cugia, sì. Sì, tutto bene? Canta pure al telefono. Sì, il ghiacciaio è già largo. Il ghiacciaio? Sì, l'ho fatto trasportare con una portaerei. Con questa temperatura si dovrebbe sciogliere. Senti Diego, ma sei sicuro che così Venezia scompare sotto il mare? No, grazie. Che cattiveria proprio in persona. Proviamo a chiamare, perché siamo quasi in chiusura. Però noi facciamo le nostre telefonate, ogni tanto chiamiamo Mike, che ormai secondo me a quest'ora lui adesso mi chiama. No, ma lui io conosco bene, si dimentica, si ricorda nel momento in cui nel momento in cui dice pronto, lui sono loro. Allora, proviamo ragazzi, attenzione. Eccolo, forse. Sentiamo dov'è. Pronto? Mike. Pronto? Mike, quale Mike? Mike. Ma quale Mike? Scusi, chi parla? Io sono Pippo Baudo, che c'entra Mike? Ho sbagliato. Non ci credo. Che è successo? Un duplex? Pippo, scusa, ma avete il duplex? Ma che duplex? Tu hai chiamato me, disgraziato. Ma pensate. Senti, non sei in diretta comunque, abbiamo già finito il programma, Ah, ho capito. No, ma io a quest'ora poi mi sono riposato, sto facendo fare un massaggio. Pure lui, scusa, come ieri. Ma chi è che ti massaggia? Noi presentatori vecchi come il tuo collega di Buongiorno. Mio collega, scusa, notate la punta Ha detto presentatori vecchi come il tuo collega. Noi, però ho detto noi. Così abbiamo un massaggiatore della casa che ci assiste. Ha sentito una puntata ieri? Ha sentito questo è furbo, Dove sei Pippo? Dimmi, dove sei? Ma guarda, sapessi dove sono, guarda, la fine del mondo. Sono a Mediaset, a Cologno Monzese. Ferma tutto. Attenzione, giornali, fermi lì. Cosa fai a Mediaset? Sono fuori casa. Ma che ci fai a Mediaset, scusa? Come Mediaset? Cappone lo sa? Cappone l'ho avvertito. No, era occupato perché doveva ringraziare te. Allora io gli ho detto... mi lasci andare a Mediaset perché devo fare l'ospite di Paperissima. No! Hai capito? Ah, sei ospite a Paperissima quando? Sono qua per la finale di Paperissima. Senti, Mike si è vestito da Topolino, tu da Pippo? Io sono il costume mio. Vabbè. Io sono il costume mio di proprietà, me l'ha fatto Walt Disney. Addirittura, ma senti, ma ci puoi dire qualche anticipazione? Cosa fai? Ma non so niente, sono arrivato in questo momento. C'è la fontana qui davanti. I cigni. Il cavaliere non c'è. Chi è il cavaliere? Il cavaliere. Il cavaliere. L'ex presidente del Consiglio. Ricci, c'è Ricci? Ricci adesso lo vedrò. A proposito, scusami, non è vero che Silvio Berlusconi dopo la tua grande performance di domenica ti ha mandato il vino? No, me l'ha mandato prima. È vero, anche a me, lo volevo ringraziare, fra l'altro. L'ha mandato per te? Pure a me. Adesso che arrivo dico che cosa c'è per me. Sì, certo, Pippo, una cassetta di vino pure a te, non so. Che c'è per mia? Nero d'avola. Nero d'avola, tra l'altro, perché certo, siamo siciliani, ci ha mandato il nero d'avola. Senti Pippo, come stai messo a Sanremo? Novità? Bene. Bene, tutto a posto, piacete? Bene. Intoppi niente?
Come? Intoppi, dico, niente? Sennò che No, ancora che devo toppare? Oh. No, intoppi. Intoppi. No, adesso nessun intoppo. Senti, ma canzoni belle. Qua dici un'anteprima, dacci una cosa che nessuno sa ancora. Posso dire una cosa, guarda, che ci sono belle canzoni. Grazie. Anche l'hai detta anche 2 anni fa questo. C'è l'azzurro, l'acqua è bagnata. No. Però l'ultima volta che l'ho fatto io qualche canzone bella c'era. C'era, tipo, ricordacene una. Come? Ricordacene una. Salirò di Silvestri, giusto, hai ragione. Ma senti, ma almeno una cosa sicura, c'è un cantante che parteciperà. No, i cantanti ancora dobbiamo riunirci, dobbiamo sceglierli, non posso dire niente. La commissione si riunisce la prossima settimana e se vuoi ti faccio assistere all'insediamento in diretta della commissione. E quando? La prossima settimana. Ma dove lo fate? Lo facciamo di fronte dove lavori tu, a Via Siano. Allora andiamo con le telecamere nascoste, con il microfono. Quando facciamo l'insediamento. Che bello, la gente. Perché dobbiamo spogliarci di tutte le cose segrete che abbiamo, perché non deve filtrare niente, capito? Una cosa, hai capito? Una cosa sonica. Bene, tu stai in forma, che ti sento benissimo, noi ti vedremo lunedì. Anzi, venerdì, vero? Ti vedremo venerdì, facciamo sto spot a Canale 5, visto? Ma io mi chiedo come mai a Canale 5? Questa cosa non mi convince. Non hai capito che è un cambio merce? Cambio merce. Ho capito tutto! Siccome la Hunziker va a Sanremo, Pippo deve andare a Canale 5. A Canale 5, ma roba. Hai visto? I giochi della televisione. Vabbè, Pippo, senti, noi allora. Non si fa niente per niente. Non si fa niente ma per Pippo niente. fa la giuria a Sanremo. Come buon Mike ha detto, come mai ti sei vestito da Topolino? E lui ha risposto: per la grana si fa questo e altro. Ma lui è? Non dimentichiamo che lui ha bisogno, Vabbè, insomma, bisogno, no? Alla certa età le esigenze aumentano. Ma perché non lo chiami ospite a Sanremo? No, lo chiamo. No, l'ho chiamato già, ti ricordi? Quando l'ho fatto l'ultimo, l'ho chiamato, abbiamo aperto insieme il festival. Scusate, quest'anno magari lo chiamo un'altra volta. Aspetta un attimo, Pippo, aspetta. Sì, un attimo, visto che sei lì. Visto che sei in buona, vogliamo provare a fare. Sì. Sai chi c'è qua? Fulvio Collovati e l'arbitro Tombolini, li conosci? Ma guarda un po'. Che bello. Sono delle simpatiche macchiettoni. Conosci anche il Bovaro delle Fiandre? È un cane il Bovaro delle Fiandre. Di Tombolini. Ma come no? Tombolini è uno, ha fatto l'arbitro, adesso fa il critico, insomma. Certo, è spiritoso. Scusa un attimo. Pronto? Mike? Sì. Ciao. Dove sei? A casa? No, sono in radio. Sì. Senti, ti posso passare una persona che ti vuole salutare? Aspetta che io sto comprando i giornali. Ma è possibile che ti becco sempre che fai qua? Ti posso passare? Io sono uno che ti dà da fare. Lo so. Uno che sta con le mani in mano come te. Senti, ti devo passare una persona che ti vuole salutare. Una persona che io conosco. Conosci molto bene. Molto. Te lo passo. Un dirigente? No, non è quasi. Dirigente. Parlatevi. Sono un collega, Mike, sono Pippo Baudo. Certo, come stai? Cosa vai a fare lì? Dove là? Sai dove sono in questo momento? Sì, sei nella trasmissione di... No, sono a Mediaset. A Mediaset? Ma com'è possibile se sto parlando con Fiorello io? No, ma siamo al telefono. Non riesce. Allora, Mike, ho chiamato al telefono Pippo Baudo, al telefono, lui al telefono ed è a Milano a Mediaset, io fossi in te mi preoccuperei. Sì. Ho capito. Vabbè, ok. No, non ti preoccupare, Mike, stai tranquillo. Non ti preoccupare, sono qui perché sono ospite di Paperissima, stasera me ne vado. Speriamo che vestono da Topolino come me. Come ti vestono? Da giraffa? No, non sono da giraffa. Dai, ma non esagerate, perché ridedono non è il caso di ridere tanto così, dai. Perché? Io non sono mica così spiritoso come Fiorello. Ma come sei spiritosissimo, mai? Vabbè, ok.
Allora, dai, che qui c'è la coda che devono comprare i giornali. Ma che è sta coda? Ma dove sei? In un supermercato? Dietro di me c'è gente che vuole comprare il giornale. Meno male, fino a quando comprano il giornale vuol dire che leggono. Va bene. Va bene. Per quanto concerne il nostro lavoro? Tutto bene, tutto bene. Stanno chiamando i dirigenti poi. Continueremo a sopravvivere, Mike. Va bene. Ok ragazzi, vi bacio e vi abbraccio. Te ne vai, Mike? Che giornali compra? Sai che giornali stai comprando? Cosa compri, scusa? Topolino. Topolino. Signori, salutiamo due pilastri della televisione italiana. La TV italiana. La TV italiana, Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Ciao Pippo, ciao Mike, grazie. Siete ancora? No, pensavo si offendesse, ma che cavolo. Ma fantastico, quando hai detto cosa ti faranno fare? La giraffa. Le avrei lasciate per me. Bene, allora, siamo in chiusura, titoli di coda. Spostati prima, spostati? Sì. Ciao. Chi ci avete ospite oggi? Oggi abbiamo un amico di Camilleri, che è Luca Zingaretti. Ah, Zingaretti. C'è Zingaretti. Zingaretti. Allora, noi invece salutiamo l'ospite che dovevamo avere, ma non è proprio arrivato. Adesso ve lo possiamo dire perché era Masciarelli. Perché doveva venire qui a parlarci del suo spettacolo teatrale La Febbre il sabato sera. E invece ci ha proprio bidonato. Quindi, ma non si fa però. È che noi a molti ospiti abbiamo detto siamo pieni, non c'è posto. Per lui non c'è posto, quindi caro quasi peggio Masciarelli di quei due che leggevano il giornale? Peggio. No, mai. Ci dirai mai chi sono? Attenzione, scusa, vi devo dire una cosa. C'è stato un tamponamento nei pressi di Via Asiago, proprio qua davanti, coinvolta l'auto in cui c'era l'arbitro Tombolini con il suo cane. Purtroppo il cane non si è fatto niente, ma Tombolini dovrà portare il collare per 2 settimane. Auguri a nonna Filomena che fa 100 anni che ci ascolta. Senti, poi visto che parlavamo di beneficenza, giusto un secondo, lunedì 27 all'Auditorium Sala Sinopoli qui a Roma c'è Tutti per Uno, uno spettacolo di beneficenza a favore di Richard, questo ragazzino che ormai è italiano anche se è nato in Nigeria, che è rimasto gravemente ostionato, ha bisogno di un intervento. Ci saranno, c'è i ladri di carrozzelle che erano qua, Nino Frassica, gli Alma Manera, ci sono anch'io, insomma se volete venire vi lascio un telefono. Ci sei anche tu? Sì. Wow. Ogni tanto. Vai col telefono. 06 32 03 838, questo è il numero telefonico. Un ringraziamento particolare sicuramente a Fulvio Collovati e Daniele Tombolini, che potrete vedere su Rai 2, no? Rai 2 o Rai 1? Rai 1, io mi confondo, con i loro commenti, sagaci commenti. Sì. A me piace, sai, ultimamente sto seguendo Bergomi quando fa le partite di commenti, vero? Sì, i giocatori secondo me adesso soprattutto perché quando giocano in contropiede, adesso vediamo, e parlo tutto strano, tutto così attaccato, che mi piace proprio quando parlo così. È vero. Vabbè, allora noi ci vediamo dopo, ci sentiamo domani. Chi ci abbiamo come? Domani ragazzi, ospite, vi diciamo chi c'è? Il grandissimo. Sono Gianni, domani Gianni Morandi con noi. Domani ci faremo prendere dal panico con Gianni Morandi. Bellissimo. Dopo un po' che non li facciamo i titoli di coda. Dai. Viva Radio 2, programma di Fiorello, Bozzi, Cassini, Dirisio, Taddia e Baldini. Musiche di Enrico Cremonaus. Eccolo là. I musicisti Pacciani, Isgro, Coraduzza, Frigerio, Giardina, Rosen. I tecnici Genesio Di Jacopo, Mauro Tonini, Marco Cristilli, Sasà Bellistri. La redazione Elisabetta Farina, Alessandro Provenzano, Robertino Testarmata, che oggi non c'era, sua. Il backstage, sito internet Marco Lui, la regia Marco Lolli, programma a cura di Marina Mancini. E ringraziamo Collovati e Tombolini. Eccoli, e anche Masciarelli che ci ha bidonato. Vogliamo ricordare un'altra cosa in chiusura? Allora, venerdì prossimo noi non saremo in diretta per problemi tecnici nostri, che non ci siamo, tu non ci sei, io non sei ci in sono, giro. Allora abbiamo preso così l'occasione perché ci sarà faremo una puntata speciale tratta dai 2 speciali televisivi, cioè il primo andato in onda l'8 ottobre e il secondo andato in onda praticamente domenica scorsa. Verranno uniti e faremo sentire radiofonicamente quelle 2
quelle due puntate messe insieme. Insomma, il meglio di venerdì 24. Nel frattempo, il 1 dicembre uscirà il DVD che già 150.000 copie di prenotazioni, veramente record dei record. Fiorello e Baldini visti da dietro. Mi raccomando, prenotatelo, più lo prenotate perché poi non si troverà più perché è tiratura limitata. Finiti come quelli, noi. finiti. Anche noi siamo a tiratura limitata. Esatto, pure tua sorella è tiratura limitata. No. Palla? No, ancora. Palla. Ciao, a domani. Ciao. Lucia Baldini, palla. Questa la metterei allo stadio io. Palla. Oh ragazzi, oggi abbiamo avuto con Lovati che Tombolini con Vamos alla Playa, è bellissimo. Fantastico, è proprio uno scoop che riguarda Marco Baldini. Sentite l'aneddoto di Baldini, eccolo qua. Quando aveva paura di andare a riprendere la palla in una stanza buia e allora la chiamava timidamente palla. E questo era Baldini a 4 anni. Sì, 4 anni. Nel bar chiamava la palla. Sì, pensa te, Grazie! Ciao!